Martedì 31 maggio 2022, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluno, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Sono le 8:39, siamo in diretta dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno. Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Parliamo del Gazzettino e del Corriere delle Alpi. Incominciamo con la lettura dei titoli presenti nelle due prime pagine. Partiamo con la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Ecco come si apre l'edizione di oggi. ACC, centinaia di operai fanno causa. I dipendenti della Wanbao, dall'avvocato per avere i soldi, dalla proprietà cinese e dall'amministrazione straordinaria. Il loro credito riguarda il TFR, la 13ª e le ferie. Avrà la precedenza, ma per quei 2 milioni saranno necessari mesi. L'approfondimento di Scarton a pagina 10. E sempre per quanto riguarda un'altra azienda della Valbelluna, del comune di Borgo Valbelluna, ieri la firma Ceramica Dolomite, la Idel alla cordata veneta. Nasce ufficialmente Ceramica Dolomite SPA. Ieri in banca Fininta a Conegliano è stato firmato l'accordo per la cessione dello stabilimento di Borgo Valbelluna da Idea Standard alla società partecipata dalla cordata di imprenditori veneti. L'approfondimento sempre di Scartona, pagina 10. Medici di base a Belluno in crisi 8 comuni su 10, le difficoltà maggiori sono in Cadore, Val di Zoldo, Agordino e Longarone. L'approfondimento di Santina, pagina 5. Rocca Pietore, addio a Luca, morto a Pedavena, ragazzo gentile. Rocca Pietore ha salutato Luca Rudatis, il 37enne figlio del barone di Alleghe, trovato morto a Pedavena. Un ragazzo gentile, lo hanno ricordato in molti. L'approfondimento a pagina 11. La foto di copertina invece ci porta a Pieve di Cadore, via alle asfaltature, conclusione vicina. Parliamo della piattaforma dell'elisoccorso del SUEM, ora la base c'è. Ultimi passi in vista del taglio del nastro della nuova base per l'elicottero di Pieve di Cadore. Da ieri via i lavori nel piazzale adiacente alla nuova base EMS che sarà pronta entro giugno. Ed ecco appunto in questo scatto una fase dei lavori della base che appunto permetterà l'atterraggio dell'elicottero del SUEM 118 all'ospedale di Pieve di Cadore. Politica del capoluogo, De Pellegrin, Olivotto e Vignato, l'ora del confronto. A mettere fine ad una campagna elettorale a tutti saporifera, nella peggiore delle ipotesi sarà l'esito del voto con la nuova sfida del ballottaggio o con la nomina del successore di Jacopo Massaro nel caso in cui non ci fosse bisogno del secondo turno. L'approfondimento di Zambenedetti a pagina 11. I più giovani hanno meno di 20 anni e si candidano, così ci piacerebbe cambiare la città. Ulteriore approfondimento, in questo caso a firma di Federica Fante, che troveremo a pagina 3, riferito sempre alle prossime politiche amministrative del capoluogo bellonese. Altri richiami dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno. Scuola, meno di 1500 alla maturità, strage di privatisti. Ponte nelle Alpi, in parapendio sui cavi elettrici, salvato. Questa dunque è la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso alla prima pagina del Corriere delle Alpi. Ecco come si apre l'edizione di oggi. In primo piano la scuola, il Covid e la DAD affossano l'italiano tra gli studenti. Le prove invalsi evidenziano un peggioramento nelle abilità dei ragazzi, problemi anche per la matematica, va meglio con la lingua inglese. È l'italiano la materia che risente di più della didattica a distanza imposta dalla pandemia da Covid. Le criticità sono emerse maggiormente tra gli studenti dell'ultimo anno delle scuole superiori rispetto a quelli delle medie. A dirlo sono i numeri delle prove invalsi 2021 che hanno interessato in provincia il 95% degli studenti. Sotto i riflettori sono finite 3 materie: italiano, matematica e inglese. Se gli studenti bellunesi escono piuttosto bene dal raffronto con i colleghi del Veneto e del resto della penisola, è anche vero che rispetto agli anni precedenti il 2021 evidenzia parecchie criticità. L'approfondimento di Dallanese a pagina 16. La cessione, anche il Corriere delle Alpi dedica spazio al futuro di Ceramica Dolomite. Ceramica Dolomite riparte del vecchio, patron di Luxottica, grazie Veneto. Firmato l'accordo definitivo per la cessione dello stabilimento di Borgo Valbelluna da Idea Standard alla società Ceramica Dolomite, con la cordata di imprenditori composta da Enrico Marchi, Leonardo Del Vecchio, Luigi Rossi Luciani e Bruno Zago. Allarme dell'ordine, sempre meno medici di base, alcuni servizi vanno tagliati, mancano
vanno tagliati, mancano all'appello 42 medici di famiglia e 3 pediatri di libera scelta, serve una strategia per affrontare l'emergenza. Se dico costi energetici in impennata, il comune ritocca il bilancio. La foto di copertina ci porta a Ponte nelle Alpi, in parapendio sui cavi elettrici, Ponte Alpino miracolato a Casan l'approfondimento. A firma di Contento lo troveremo a pagina 27. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi, addentriamoci al suo interno, breve panoramica riferita alle notizie di carattere nazionale e internazionale, poi ci dedicheremo prettamente alle notizie bellunesi. Pagina 2, primo piano, l'Europa deroga a Orban sul petrolio, ma lui resta in ostaggio. Stop all'import via nave, esenzione temporanea per l'oleodotto Druzhna, Olanda e Danimarca non pagano il gas in rubli da oggi. Forniture interrotte, questa è la situazione per quanto riguarda l'energia in Europa come conseguenza della guerra tra Russia e Ucraina. A tal proposito hanno detto Volodymyr Zelensky, presidente dell'Ucraina, dalle ultime sanzioni sono passati 52 giorni, uccisi 74 bambini, restate uniti e varate le sanzioni. Kirill Petrov, premier della Bulgaria, se l'importazione dai russi verrà vietata, noi insisteremo per avere il petrolio lo stesso fino al 2024. L'America, missili a medio raggio, il no di Biden a Kiev, stop inatteso all'invio dei sistemi d'artiglieria chiesti dagli ucraini, Kiev delusa, Mosca soddisfatta, Washington spera in un negoziato. E sempre in merito all'invasione dell'Ucraina, a Severodonetsk, colpito convoglio umanitario, muore il reporter francese. Frédéric Leclerc stava seguendo l'evacuazione dei civili dalla città quando il suo furgone è stato investito dalle schegge di un colpo di artiglieria russa. In questo scatto vediamo appunto il corpo di Frédéric Leclerc senza vita a Severodonetsk, a destra Leclerc giorni fa. Altri giornalisti vittime di guerra, Viktor Dedov, cameraman ucraino morto in un bombardamento, Brandon O, americano 50 anni, regista di documentari, Oleksandra Kuzinova, ucraina 24 anni, lavorava per Fox News a Kiev, e ancora Vera Cirik, ucraina 55 anni, inchiestista per Radio Svoboda. I nodi del governo, passiamo alla politica nazionale, lo scontro sui salari, la tensione tra governo e Confindustria, Colau, alzate gli stipendi, Bonomi, troppe tasse sul lavoro, sulla cassa usati come bancomat. Il presidente, le statistiche non si fanno sulle paghe nette ma lorde, secondo l'Ocse il costo del lavoro è pari al 46,5% contro una media del 34,6%. Troverete anche un'intervista ad Andrea Orlando, adesso gli stipendi vanno aumentati, c'è un'enorme questione sociale, il ministro del lavoro, le imprese devono capire che senza aumenti finiremmo in una nuova recessione, Bonomi, presidente di Confindustria, cerca la lite, ma la competitività non si recupera pagando meno, serve un patto sul salario minimo. E in questa pagina troverete appunto un grafico che rappresenta lo stipendio degli italiani negli ultimi decenni, dal 2000 vi è stata una costante crescita, ma possiamo vedere che dal 2019 al 2020 vi è stato un calo. Misure antipovertà, queste le dichiarazioni del ministro del lavoro Orlando, i numeri dicono che la carenza di manodopera non dipende dal reddito di cittadinanza, alla fuga un sacco di gente e di giovani va via dall'Italia e questo deve farci riflettere sul tipo di lavoro che offriamo. L'intervista completa la troverete in questa pagina del Corriere delle Alpi. Fatto di cronaca, esplode una batteria, paura a scuola, una prof e 6 studenti intossicati. Milano, panico in un istituto alberghiero, la power bank ricaricabile è scoppiata in uno zaino, forse per un cortocircuito. E continuiamo con le pagine del Corriere delle Alpi, andiamo avanti con le notizie riferite alla Regione Veneto, siamo a pagina 11, sanità, nella Lega scoppia il caso Bassano, il vicepresidente leghista del Consiglio Finco mette nel mirino l'assessore Lanzarin, sullo sfondo la corsa per Montecitorio. RSA, protesta dei parenti, visite ancora limitate, il via libera della regione non viene rispettato. Volantinaggio a Venezia nell'ambito della campagna nazionale ARCI, situazione insostenibile, così nascondono le carenze di personale. Ancora dal Veneto, conduttrice TV nella bufera, mi scuso ma non accetto le minacce di morte. Sara Pinna, volto di TVA Vicenza, nel ciclone per la replica al piccolo tifoso del Cosenza, mi hanno scritto che sgozzeranno i miei 3 figli, ho dato mandato al mio avvocato. Venezia su prenotazione anche per i veneti, portali online per sconti su battaglie e musei, Brugnaro, il sindaco di Venezia, intasamento dai flussi dei giornalieri, sperimentazione dall'estate e ticket obbligatorio da gennaio 2023.
Ancora dalla Regione Veneto, pagina 14, crack Banca Popolare di Vicenza, colpo di scena dell'ex manager, Zonini e Zigliotto sapevano delle baciate. Giustini, al tempo vice direttore della banca, cambia strategia in appello, si pente e presenta una memoria di 75 pagine. Settore dell'industria che in questo caso interessa la provincia di Belluno, Ceramica Dolomite rinasce del vecchio Grato al Veneto. Valbelluna ha firmata la cessione del marchio e dello stabilimento di Idal Standard. A luglio partirà un primo forno, gli altri 2 saranno riattivati entro fine anno. L'articolo a firma di Paola Dallanese. Ora in realtà lo stabilimento di Idal Standard e lo storico marchio Ceramica Dolomite sono stati formalmente acquisiti dalla cordata di imprenditori veneti che rilanceranno la fabbrica di Trichiana Belluno. Leonardo Del Vecchio, tra gli artefici dell'operazione, parla di un debito di riconoscenza per questa terra. Sono felice di contribuire al rilancio di una realtà industriale, specie nel Veneto, che è stato tanto generoso con me, con il patron di Delfin ci sono Enrico Marchi con Banca Finint, Luigi Rossi, Luciani con la holding Luigi Rossi, Luciani Sapa e Bruno Zago con la Zafin SRL, soddisfatti la Regione e il Ministro. Federico D'Incane, la nuova società che diventerà operativa da domani e che sposerà insieme 2 finalità, quella sociale e quella ambientale, verrà trasferito da Ideal Standard, il ramo d'azienda che comprende lo stabilimento di Borgo Valbelluna con annessi impianti, stampi, attrezzature e copyright sul marchio. E adesso le notizie prettamente bellunesi. Meno competenza alle scuole superiori, italiano e matematica risentono del Covid. Questa è la notizia che ha aperto l'edizione di oggi del Corriere delle Alpi. I dati delle prove invalsi segnalano un calo delle conoscenze. Chemello, la DAD ha penalizzato gli studenti più fragili. E troverete appunto una tabella che rappresenta quanti studenti hanno superato il test, suddivisi per materia, suddivisi per classe, per provincia, per regione e per nazione. In questo caso ovviamente provincia, parliamo della provincia di Belluno, regione Veneto e Italia ovviamente il nostro paese. Avrete modo di leggere l'approfondimento a firma di Paola Dallanese. Parliamo sempre di cultura, dal capoluogo Crepadona, restauro non previsto, tempi incerti per la biblioteca. Frison, il trasloco sarà programmato dalla prossima amministrazione, arredi, procedure in corso. Ed ecco, in questo scatto, per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube, il cortile interno della Mediateca delle Dolomiti a Palazzo Crepadona, con il tetto a cielo aperto che illumina appunto il chiostro di questa bellissima opera che è presente nel capoluogo veronese e che ospita l'attuale biblioteca. Pagina 18, programmi a confronto, l'approfondimento del Corriere delle Alpi riferito alle prossime politiche amministrative che coinvolgono in questo caso il capoluogo bellunese. Con il servizio di oggi il Corriere dà il via ad un ciclo di 4 confronti su alcuni macro temi che interessano il futuro della città. Ecco il primo confronto, strade, tutti preoccupati, la Veneggia non si chiude senza verifiche puntuali, le 3 coalizioni vogliono vedere il progetto prima di dare via libera all'intervento, troppi disagi anche per i nuovi lavori sul Bailey, dobbiamo essere sicuri delle alternative. E andiamo avanti, un'altra dichiarazione, in questo caso la dichiarazione arriva dai candidati che sostengono Oscar De Pellegrin, centrodestra. Non bastano 5 operai per 400 km di strade, servono piani a lungo termine. Dalle frazioni al centro storico il decoro urbano torna ad essere una priorità, dalla CA insiste sul contributo dei cittadini, Fedon e Gamba sulle ditte esterne. Ulteriori approfondimenti anche in questo caso da diversi candidati delle 3 liste che si presentano appunto nel capoluogo bellunese. Ancora dalla Smart City al trasporto a chiamata, parcheggi, mobilità alternativi. Questo è l'approfondimento, il primo di una serie di approfondimenti che troveremo nelle prossime edizioni del Corriere delle Alpi. Ma continuiamo con il capoluogo, mancano 45 medici, saremo costretti a rivedere i servizi, scoperti 42 ambulatori e 3 posti dai pediatri del territorio. Capelli, presidente dell'Ordine dei Medici della provincia di Belluno, a rischio i livelli essenziali di assistenza. Notizia di spalle e sicurezza, le forze dell'ordine con la pistola elettrica, è iniziata l'era del taser e ancora coronavirus, sempre meno contagi e l'USL numero 1 rivede gli orari del Covid Point. Ancora dal capoluogo, sul cavalcavia finisce fuori strada dopo un malore grave un anziano. Andiamo avanti con l'edizione del Corriere delle Alpi dedicato alla provincia di Belluno.
Siamo a pagina 21, Pianlonghi riapre il bar, ristorante solo per eventi, in estate i tornei sportivi, tutto questo dal 2 di giugno. La delibera dal capoluogo bellunese, centro estivo comunale, confermate le tariffe, il via Mier dal 4 luglio. E ancora a pagina 22, aggressione di via Feltre, su quella panchina non c'è stata violenza, si difende il cameriere Magliano che rischia delle pesanti accuse, lei mi ha fatto la carità, io l'ho dato 20 euro per farsi un regalo. Caserma Salsa, frasi razziste tra gli alpini, sconto di pena al sergente. Andiamo ancora avanti con pagina 23, politica, in questo caso che interessa la città di Feltre, Fratelli d'Italia, lista giovane con i valori della destra. Per la prima volta i feltrini trovano alle amministrative il partito della Meloni, Stella, un'attenzione speciale per cultura, sport e benessere animale. Sempre dalla politica feltrina, notizia di spalle, lista Feltrini andiamo, Forlin messa da parte dai vertici dei partiti, ma io sono testarda. Ancora dal Feltrino, accordo antifrode tra Comune di Feltre e Guardia di Finanza, protocollo d'intesa per il controllo dei progetti finanziati. L'obiettivo è garantire regolarità e trasparenza sui fondi. Notizia di spalle, l'incontro dell'ABM, passerella bellunese per la delegazione dei brasiliani di Iomerè. Passerella bellunese per i brasiliani di Iomerè, ieri mattina la delegazione, reduce dal gemellaggio firmato domenica in municipio Alamon, è stata accolta nella sede dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Ma ancora dal Feltrino, diffamato un architetto, paga danni e spese legali. Visite sgradite in casa, condannato l'intruso. E ancora neanche un regalino, stangato padre separato. Santa Giustina, torneo Plavis, domani si presentano le maglie. Rimaniamo nel Feltrino, a Fonzaso, i volti e i gesti dei fonzasini testimonial per il turismo. Il progetto Voci Fotografia Partecipativa è di Dolomiti Hub con il comune. Un artista sarà sul territorio per immortalare luoghi, storie, professioni ed emozioni. Siamo a pagina 26, Sedico, bolletta energetica alle stelle, serve una variazione di bilancio. In consiglio questa sera la manovra da 171.000 euro per fronteggiare i rincari. Deon, dal governo solo 49.000 euro, dovremo fare meno investimenti. Notizia di spalle, Sospirolo, rubata la bici esposta per salutare il Giro d'Italia, che vediamo appunto in questo scatto. Ancora da Borgo Valbelluna, rotatoria grande di Cesana, via alla raccolta di osservazioni depositati. Il progetto definitivo è l'accordo di programma per l'opera destinata a razionalizzare l'incrocio tra la strada provinciale 1 e la strada provinciale sempre 1 bis. Pagina 27, ponte nelle Alpi in parapendio sul palo della luce ustionato dalla scarica elettrica. Un giovane ponte alpino miracolato nell'incidente fra le abitazioni di Casan, portato in ospedale per una bruciatura su una gamba, frazione senza corrente. Ed ecco appunto il luogo in cui è avvenuto l'incidente ed è ancora appesa la vela di questo giovane ponte alpino che comunque è stato miracolato. Si è sentita come un'esplosione, mi sono affacciato, c'era il pilota sul palo. Altre due notizie da Ponte nelle Alpi, l'annuncio ecologia, Ponte compra una macchina elettrica e sempre da Ponte i bimbi delle elementari e la sicurezza sui monti. Spostiamoci in Agordino, Livinallongo del Col di Lana, pagina 28 del Corriere delle Alpi, guardia comunale in pensione, arrivano due nuovi vigili urbani. Giancarlo Pellegrini ha gestito per 34 anni anche le procedure legate ai boschi, il comune rafforza la squadra anche con un'addetta alle vendite dei terreni. Val di Zoldo, appello di Don Roberto, andiamo tutti insieme a tagliare l'erba alta. Agordino teme una querela e la verifica, condannato un carabiniere. Falcade, escursionisti in difficoltà, recuperati in quota. Siamo a pagina 29, notizie che riguardano San Vito di Cadore. Chuck si gira al Cinepanettone, troupe già in azione al lago, iniziate a Mosigo. Le prime riprese del film di Patierno, improvvisamente Natale, avvistati a Batantuono e Violante Placido, Caruzzo, tutti entusiasti della location. Ancora dal Cadore, Pieve di Cadore, è partita all'ospedale l'asfaltatura dei piazzali, modificati i parcheggi. E ancora debutto a Ampezzano al Passatore, 3 atlete hanno sfidato i 100 km, prima volta alla tradizionale gara per la corsa femminile di Cortina. Rimaniamo nel Cadore, la visibilità internazionale di Auronzo, merito delle 3 cime della nostra giunta. Tatiana Paisbecker, sindaco uscente in corsa per un nuovo mandato, rivendica il lavoro fatto per lo sviluppo del paese. Vigo di Cadore, riqualificazione della palestra, sia il progetto da 2 milioni. Auronzo, Antonella Lares e Filon guida la regola di Villa Piccola.
Dalla cultura e società 1913-2022, quello sguardo sugli orrori del Novecento. Addio a Boris Paur, lo scrittore di un secolo. Il grande autore triestino di lingua slovena è morto all'età di 108 anni. Un'esistenza di confine, un risarcimento tardivo. Ancora dagli spettacoli, Michelin ritorna a X Factor ma da conduttrice e dal 23 giugno un mese di musica il grande jazz si ferma a Venezia. Ma per quanto riguarda la rubrica bellunese Giorno e Notte, De Paoli torna sulle scene con Into the Night, omaggio a Badalamenti interpretato a modo mio. L'artista presenterà le 8 tracce domani sera all'Unisono di Feltre. La doppia performance dal vivo è prevista alle 19 e alle 21:30. E in via Mezzaterra a Belluno, Giaro omaggia Letizia, la fotografa contro la mafia. Come si può vedere da questo scatto, l'installazione di Alfredo Giar in via Mezzaterra dedicata a Letizia Battaglia. E dopo la lettura del Corriere delle Alpi passiamo alla lettura del Gazzettino di Belluno, addentriamoci al suo interno dove, dopo aver letto i titoli presenti nella prima pagina, questa la prima notizia, l'agenda del prossimo sindaco, notizia riferita in questo caso ovviamente al prossimo sindaco del capoluogo bellunese. 10 priorità per ripartire, viabilità sociale, rifiuti, ruolo di capoluogo, condizione giovanile. La svolta può arrivare dai grandi eventi, non soltanto grandi sogni, ma anche la gestione delle necessità quotidiane, dallo sfalcio al Ponte Beli. E vediamo appunto questo viaggio elaborato dal Gazzettino di Belluno. Partenza, viale Vittorio Veneto, come decongestionarlo, viabilità, uscita di Visomelle e Ponte San Pietro in Campo, Cucciolo Marisiga. Come riempire i contenitori creati dal piano di rigenerazione urbana, parliamo dei Gesuiti, della Gabelli e dei Cairoli. Giovani, aiuto all'istruzione, alta formazione e disagio giovanile, decoro urbano, manutenzione dei cimiteri, rapporto con le associazioni, eventi in centro, come ritrovare la propria identità e come diventare capitale delle Dolomiti. Ancora, dopo il PAT, il piano degli interventi, quale futuro per la città e per il Nevegal, e ancora individuazione del gestore unico di raccolta dei rifiuti, Ponte Beli, come reperire i fondi. Quindi, anzi, questa era la prima delle azioni che delle 10 priorità, messe in azione, che riguardano appunto il capoluogo bellunese. Determinante il recupero dei rapporti con le associazioni per gli eventi in centro. E sentiamo gli aspiranti primi cittadini. Oggi l'appuntamento alla Luis di Confindustria e Gazzettino. Nel pomeriggio arriva anche Zan, convegnato a presentare il libro contro l'omotransfobia. Giovani impegnati, siamo pronti a dare il nostro contributo alla città. L'ulteriore approfondimento del Gazzettino di Belluno alle prossime amministrative che interessano il capoluogo bellunese sono le nuove leve della politica bellunese. Dovranno convincere i coetanei ad andare a votare. Serve partecipazione, anche portando la politica dentro le scuole, ma lasciando fuori l'ideologia. Michela Menardi, bisogna trovare il modo per coinvolgere tutti, servono gli spazi per scambiare le idee. Michele Daros, la maggior parte dei ragazzi non prende la questione sul serio. Maria Chiara Aroldo, dobbiamo agire per costruire il futuro della città, serve chiarezza e trasparenza. Continuiamo con la lettura del Gazzettino di Belluno, siamo a pagina 5, la mappa dei medici, carenze in 51 comuni, ne servono almeno 42. Le ultime tabelle della Regione Veneto dicono che a mancare sono anche i pediatri in 19 comuni del territorio, 3 i posti liberi. Le situazioni più complicate in Cadore, tra Longarone e Val di Zoldo in Agordino, 5 le caselle vuote nel Feltrino, altri 3 servirebbero nella zona alta. Paura, ma allora improvviso la guida si schianta 75enne gravissimo, si è accasciato sul volante mentre era alla guida della sua auto, colpito da un malore improvviso ed è finito contro il guardrail. Paura ieri pomeriggio in via Prade, sul cavalcavia Nuovo, salvato in extremis un 75enne di Cesio Maggiore SEA, le sue iniziali, che è stato rianimato sul posto. Esami, bocciati 1 su 2 dei candidati privatisti, sono 1487 gli studenti alle prese con la maturità, 100 in meno dal 2021. E ancora quasi 3 milioni davanti alla TV per la tappa, un'altra notizia riferita in questo caso al Giro d'Italia e alla tappa che ha interessato la provincia di Belluno, una ricaduta oltre le aspettative per il territorio della provincia di Belluno. Passiamo a Feltre con pagina 8, comune monta faretti nuovi e i vandali li distruggono, sfregio al bosco di Rolle Rive in città che era stato appena sistemato dopo Vaia. Sempre da Feltre, io ho lasciato sola dal mio partito avanti a testa alta il bilancio degli anni in Consiglio di Forlì, che ora corre da sola, notizia che abbiamo trovato anche nell'edizione del Corriere delle Alpi.
Pagina 9, entrano nella casa dell'anziana e la derubano. Il fatto è avvenuto a Nemegge, siamo nel comune di Feltre, vittima una 84enne raggirata da un uomo e una donna che si sono introdotti dalla cucina. La coppia avrebbe già agito nel feltrino, si spacciano per collaboratori della parrocchia e rubano oro e soldi. Con la scusa della dissenteria chiedono di andare in bagno e frugano nelle camere portando via tutto. Notizia che riguarda anche l'associazione Bellunesi nel Mondo, il gemellaggio, la mia eredità al nuovo sindaco, Lamone e Io Merè ora sono legate, Ornella 90, il mio successore dovrà farlo crescere e coinvolgere i giovani. Arsier, Andrea, il comunale che ha portato Arsier su cima Coppi durante il Giro. È l'autore della scritta Arsier c'è, comparsa in diretta nazionale. Feltre Cesio Maggiore, addio al bancario che amava lo sport, Franco Boz se n'è andato a 81 anni, per anni direttore dell'agenzia feltrina della Banca di Novara, socio fondatore della Proloco di Soranzen. ACC operai dall'avvocato per il TFR, sono 2 milioni di euro gli euro che avanzano i dipendenti da Wanbao sia dalla gestione cinese che dall'amministrazione straordinaria. Si devono insinuare al passivo dell'azienda in questi giorni riunioni con i sindacati per l'assistenza legale e la procedura. Avranno precedenza sugli altri creditori, ma resta l'amarezza di dover sborsare altri soldi per avere quanto dovuto. E anche il Gazzettino di Belluno dedica spazio all'avvio della nuova ceramica Dolomite, ieri la firma, ora il rilancio sul mercato appunto di ceramica Dolomite. Ospedale, lavori sul piazzale, base per l'elicottero più vicina, da ieri disagi per gli utenti a Pieve, si sistema l'area vicina all'aeroporto Hems, si sta asfaltando il piazzale, l'USL chiede pazienza, si tratta di 2 settimane. Notizie anche dal Comelico, vola fuoristrada con l'auto, paura per l'ex vice sindaco, l'incidente ieri sera lungo il Cianà dove è caduto per 5 metri. Solo spavento per Silver De Zolt che non ha riportato ferite, ore per recuperare la Jeep dal dirupo. Rocca Pietore, folla per l'addio a Luca Ragazzo Gentile. Ieri a Rocca Pietore i funerali di Rudatis, morto a 37 anni. E continuiamo con lo sport bellunese. Lascio qui un pezzo di cuore. Dopo 13 anni e un centinaio fra gol, 40 e assist, Stefano Mosca non è stato confermato. Capisco, ci sta, però è faticoso per me. Ho imparato tanto e dato tutto. Il Belluno, una famiglia e la Dolomiti nell'evoluzione. Un progetto ambizioso. Ancora dallo sport, pallavolo, Colussi, la DRL punta in alto, in secondo anno in A3 affidato all'ex regista, mi aspettavo la chiamata e come se non me ne fossi mai andato da Belluno, Stefano Darolda, lo abbiamo scelto per l'entusiasmo e la conoscenza della piazza, il Digidare intesa facile. Alpe Adria da 133 km, Calcinoni davanti a tutti e continuiamo con la corsa in montagna, Quantin, argento tricolore con Menia, Cadore e Votta. Ginnastica artistica, Juventus Alpina, 3 ucraine tra le 123 ginnaste alla Spessa Arena. Non un vero saggio, ma una bella festa per la fine dei corsi. E continuiamo con l'agenda del Gazzettino di Belluno, omaggio musicale, finale con il pianista Ranaldi. Stasera al Comunale di Belluno spazio anche agli studenti della Ricci. Libri, Matteo Righetto, ospite domani da Tarantola. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno e vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20 domani mattina all'1 ora locale italiana. Sono le 9.05, a tutti voi un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.